Buonasera a tutti voi qui convenuti a partecipare a questo evento che è l'inizio di un cammino, di un percorso, come andremo a dire. Benvenuti. Dunque saluto in particolare i rappresentanti dell'amministrazione, saluto il nostro vescovo, lo salutiamo tutti, e poi a nome della parrocchia e dell'equipe che organizza questo percorso che si è data da fare per pensare a questi appuntamenti dedicati alla nostra cattedrale nei 200 anni dalla sua dedicazione. Spesso accade che visitatori arrivati da dovunque, dopo aver visitato la chiesa, li sento dire: che bella questa chiesa. È bella, lo sappiamo, ce ne rendiamo conto. Sappiamo che prima di questa ce n'era un'altra e un'altra ancora, delle quali forse in realtà non sappiamo molto. Sappiamo della volontà di un vescovo di prendere in mano la situazione e di dar vita a questa nuova costruzione, Lorenzo da Ponte. Ne sentiremo parlare. Sappiamo che questo luogo lo conosciamo davvero non soltanto quando ne ammiriamo l'aspetto estetico, la ricchezza d'arte e di cultura, ma quando lo conosciamo come il Tempio, la casa di Dio, e di questo anche dobbiamo dire qualcosa. Sappiamo che un tempio così, un edificio maestoso, solenne, impegna, perché duri ha bisogno di una cura continua. Ce ne siamo resi conto recentemente nella rimettere a posto tutte le facciate di questa chiesa del campanile. Di questo staremo a dire ancora questa sera. Ecco, dunque, iniziamo raccontando oggi questa storia dal passato al presente. Diamo voce anzitutto a colui che presiede in questo luogo la vita della nostra chiesa locale, e questa è la chiesa madre di tutta la chiesa locale. Ringrazio e invito Monsignor Vescovo a dirci una parola. Lo ringrazio perché recentemente nel nostro bollettino parrocchiale ha firmato l'editoriale dedicato proprio al significato della Chiesa cattedrale. Grazie Don Graziano, vi saluto e ritengo che sia una cosa bella questa serie di incontri. Questo posso partecipare perché non ho impegni, sono stasera alle 6:30 devo andare a Sant'Antonio in Tortal, dove vado di solito quando non ho cresime a celebrare la messa del sabato. Questa chiesa è bella, sì, è bella. In giro per il mondo ci sono anche cattedrali più belle, più solenni, non è la più solenne, però in giro ce ne sono anche proprio. Quindi siamo direi in buona zona di classifica come chiesa cattedrale, perché è proprio bella, come dice Don Graziano. E a proposito, ha ricordato il vescovo da Ponte, ecco. C'è un piccolo aneddoto che mi piace sempre ricordare, non so, molti lo sapranno già. Lui è stato l'ultimo vescovo conte, perché i vescovi di Vittorio Veneto per lungo tempo erano conti di Tarso, non so anche di Vittorio, non so adesso di preciso, e avevano anche delle prerogative economiche, questo nome e questo titolo dava loro. E lui, quando Venezia ha deciso di sopprimere questo titolo nobiliare per i vescovi di Vittorio Veneto, ha pregato il Senato, lui era un nobile veneziano, aveva probabilmente delle conoscenze, ha pregato di procrastinare la cosa perché doveva finire di pagare la cattedrale, i lavori della cattedrale, e aveva un cespite abbastanza significativo nella tassa sulle ombre.
Sembra ridicolo, ma è così. Il vescovo aveva una percentuale sulla tassa sulle ombre con la quale ha pagato anche parte di questa cattedrale. E il Senato veneziano ha procrastinato e ha permesso di completare questa opera buona di pagare la cattedrale. Ecco, io ho scritto appunto quell'articoletto sulla rivista della diocesi richiamando il senso della cattedrale e credo che questa celebrazione dei 200 anni di dedicazione di questa ultima cattedrale, che poi è stata certamente abbellita perché non c'era la facciata, per esempio, no? Non c'era la facciata, ho visto delle fotografie all'inizio del Novecento, era proprio grezza come quella di Salsa adesso. Chissà che arrivi un altro vescovo che fa anche quella di Salsa, un altro bonus facciate. Ringrazio anche Don Graziano, perché Don Graziano si è trovato, Don Graziano lo conoscete bene, è un prete, uno dei più bravi preti della mia diocesi, certamente, lo ringrazio, ma non è un uomo, un realizzatore murario, è un uomo intellettuale, di spiritualità, ecco. E si è dovuto sobbarcare anche la ristrutturazione approfittando del bonus facciate. Ecco, io lo ringrazio perché è qualcosa che lui ha fatto per virtù e l'ha fatta anche bene, sostenuto dall'economato e dall'ufficio di arte sacra, perché bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, però ecco, quindi lo ringrazio anche di questo, che la Chiesa, tutti quanti quando hanno tolto le impalcature, tutti sono stati ammirati, tutti hanno detto ma che bellezza, e quindi valeva la pena anche fare questo sforzo. Grazie Don Graziano. Bene, scusate, ho chiacchierato anche troppo divagando. Grazie di queste iniziative, ascolterò volentieri i relatori. In questa chiesa e in questa ceneda ci sono anche le radici di tutta la città, della storia della città, un po' di Vittorio Veneto, indubbiamente. Noi abbiamo chiesto il patrocinio dell'amministrazione del comune per questa proposta culturale che andiamo ora a svolgere, e invito un rappresentante dell'amministrazione comunale, l'assessore Laura Ceccarini, qui presente insieme all'assessore Giulio De Antoni, e ringrazio per la parola che ci dicono. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono qui presente io, l'assessore De Antoni, ma ovviamente rappresentiamo tutta la giunta e la nostra sindaca Mirella Bagliana, che è ad un altro evento, per cui ecco, vi portiamo i suoi saluti. Ringraziamo di questo invito e di questo bellissimo ciclo di eventi che il comitato organizzatore ha ideato. Bisogna dar merito di nuovo al nostro Don Graziano, che l'artefice comunque è stato lui, perché io mesi e mesi fa ho sentito parlare di questo desiderio di fare qualcosa di importante, di visibili per tutti, per ricordare i 200 anni della nostra cattedrale. Per cui ecco, dopo il comitato si è attivato e ha creato tutto quello di cui vi parlerà. Però il guizzo è venuto di nuovo dal nostro Don Graziano, quindi nostro perché, insomma, mi conoscete, io sono di casa, per me la cattedrale è la mia cattedrale, qui si sono svolti tutti gli eventi più importanti della mia vita e sono cresciuta qua dentro, per cui ecco, sono in doppia veste come amministrazione comunale e come parrocchiana proprio. È chiaro che la cattedrale è di tutti, anche perché, vero Don Mirko, di cattedrale ce n'è una, ed è quello di cui credo ci parlerà ampiamente. Duomo ce ne sono tanti, anche noi ne abbiamo più di uno, ok? Anche a Serravalle, a Conegliano c'è il Duomo, a Oderzo c'è il Duomo, ma cattedrale ce n'è una e quindi non è solo nostra. E questo l'abbiamo sempre vissuto come parrocchiani, perché noi avevamo una parrocchia che però non era solo nostra, era di tutta la diocesi, quindi avevamo questo privilegio, ma anche un peso, insomma, da portare, no? E quindi è veramente cittadina,
sicuramente, quindi siamo qua, credo, da tutta Vittorio Veneto per ascoltare la storia importante di questo luogo. Si parla sempre di chiesa fatta di persone e non di mattoni. Questo si insegna al catechismo, no? La chiesa è fatta di persone. Invece questa volta vogliamo proprio parlare della chiesa fatta di mattoni, fatta di marmi, fatta di stucchi, di quadri, di affreschi. Oggi ci dedichiamo a questa chiesa. Io ringrazio veramente di questa occasione di conoscere meglio ciò che abbiamo in casa e che a volte non si conosce, non si apprezza nemmeno. I turisti forse vengono con occhio più curioso e più attento. Quindi grazie davvero da parte di tutti noi. Grazie all'amministrazione, all'aura dell'intervento, all'amministrazione comunale. Viene da ricordare che la cattedrale condivide un bene mobile a questo punto con il comune ed è il battistero. Il battistero, vero Don Mirko, si trova tuttora nella chiesetta di San Paoletto, quindi nell'ambito del Museo della Battaglia, e quindi è un bene della cattedrale che che dovrà ritrovare il suo posto giusto, insomma. Lo ricordiamo, ma la cosa per sé ha già mosso i primi passi perché possa realizzarsi. Ora procediamo secondo quanto prevede il manifesto che tutti anche abbiamo visto. La prima voce è quella di Don Mirko Miotto, è delegato vescovile e direttore dell'ufficio liturgico diocesano e incaricato diocesano dell'ufficio per l'arte sacra e i beni culturali ecclesiastici, anche altri incarichi, ma proprio questo titolo che ha in particolare voce in capitolo. A lui diamo ora la parola, come dice il titolo cattedrale, la Chiesa Madre. Peraltro, per inciso, diciamo a Don Mirko anche la nostra gratitudine perché è a tenere in mano tutta la faccenda del restauro delle facciate è stato in modo particolare l'ufficio arte sacra. Grazie di questo. Grazie Don Graziano, buonasera a tutti, un saluto cordiale e deferente. Io mi sento un pochino a casa qui perché appunto per il mio servizio di cerimoniere vescovile e come direttore dell'ufficio liturgico ho modo di partecipare spesso alla vita della cattedrale e anche quindi di interfacciarmi con il parroco e anche nella veste di incaricato per i beni culturali della diocesi, quindi c'è stata una bella collaborazione sia per le facciate che sono state ricordate, ma anche più recentemente per i lavori che abbiamo inaugurato il giorno di San Tiziano presso la cripta della cattedrale e quindi un altro bel momento, un momento di festa ma anche di rivalorizzazione di qualche cosa di importante che c'è. Io oggi pomeriggio vorrei parlare un po' di questo tema, cattedrale, la Chiesa Madre, è un tema molto ampio questo e tra l'altro l'editoriale di Monsignor Vescovo che è stato accennato prima è incentrato proprio su questo, il fatto che la cattedrale è Chiesa Madre ed è Chiesa, come diceva anche l'assessore Laura, non solamente della parrocchia in quanto tale, in quanto Chiesa parrocchiale, ma ha questo valore di essere Chiesa Madre di tutte le parrocchie della diocesi. Per quale motivo? Prima però di addentrarmi su questo tema vorrei fare una premessa. Noi in questo vespro, in questo pomeriggio, siamo qui a celebrare i 200 anni, in realtà non dell'edificazione della Chiesa Cattedrale, quanto della dedicazione della Chiesa Cattedrale. È stato ricordato prima che la terza cattedrale, poi verrà sviluppato questo tema, è stata voluta dal vescovo Lorenzo da Ponte, ma in realtà la cattedrale è stata dedicata dopo nel 1824 dal vescovo Jacopo Monico.
ed è stata dedicata, cioè non aperta al culto, ma è stata fatta una celebrazione che in passato si diceva celebrazione di consacrazione, perché questo edificio fosse tolto dall'uso comune e fosse completamente e in maniera unica dedicato al culto. Quindi quando si dedica un altare, si dedica una chiesa, significa proprio questo, cioè lo si consacra perennemente a Dio. Noi sappiamo che spesso nelle facciate delle chiese troviamo questa scritta abbreviata, queste 3 lettere, DOM, Deo Optimo Maximo, cioè questo luogo, questo tempio è dedicato a Dio Ottimo Massimo, cioè a Dio Onnipotente, noi in italiano possiamo renderlo così. Ed è quello che noi abbiamo celebrato con la presenza del Patriarca di Venezia, che è metropolita della nostra provincia ecclesiastica, proprio lo scorso 29 settembre, l'anniversario della dedicazione della nostra chiesa cattedrale. Anniversario che è importante proprio per i 200 anni, ma ci ricorda proprio questo tema della dedicazione e che in maniera plastica generalmente è ricordato all'interno delle nostre chiese con un segno particolare, cioè il segno delle croci, le croci nei pilastri. Qualche volta andiamo in qualche chiesa parrocchiale e vediamo che ci sono segnate nei pilastri della chiesa proprio delle croci che sotto hanno una candela che viene accesa nel giorno dell'anniversario della dedicazione. Guardando nelle foto antiche, anche la chiesa cattedrale aveva le sue croci di dedicazione, proprio in quella parete delle navate laterali. Poi sono state coperte dai marmi voluti appunto dal vescovo Beccegato Zaffonato. Ecco, tant'è vero che il 29 settembre abbiamo voluto mettere delle candele proprio davanti alle paraste della cattedrale per ricordare questo aspetto, le croci della dedicazione che ricordano che questa chiesa è stata dedicata in maniera perenne. Ecco, anche questo è un segno interessante. E poi mi piace introdurre la riflessione che vado a fare, breve ovviamente, con le parole di quel bell'inno che la Cappella Musicale della Cattedrale ha imparato appositamente per la dedicazione della cattedrale. Dice così questo inno: Tempio di Dio, edificio santo, segno di unità e di carità. È stato composto questo inno per la dedicazione della Basilica Lateranense ed è simpatico che oggi sia proprio la festa 9 novembre della dedicazione della Basilica Lateranense. È stato composto dal maestro Frisina, quindi per una cattedrale, e bene si è adattato anche alla nostra cattedrale. Difatti non di tutte le chiese possiamo dire essere tempio come segno di unità e di carità, ma lo si dice per le cattedrali. Cattedrale è l'unica chiesa della diocesi ad avere questo titolo. Per quale motivo? Perché conserva al suo interno la cattedra, cioè quel luogo che ora non possiamo vedere perché appunto c'è questo pannello davanti, nel quale il vescovo presiede la liturgia non solo per la parrocchia della cattedrale, ma per tutta l'intera diocesi. Ecco perché cattedrale, proprio da cattedra. Cattedra non è una scrivania, ma è una scranna, uno scranno particolarmente importante, prezioso qui nella nostra cattedrale e che è riservato proprio a colui che è il successore degli apostoli e che quindi presiede la liturgia, ma presiede anche il governo dell'intera chiesa diocesana, dell'intera chiesa particolare, chiesa locale. Ecco allora che la cattedrale deriva proprio da questo. Ecco perché è madre di tutte le chiese della diocesi. Per questo motivo, perché al suo interno il vescovo presiede l'unità della diocesi. Infatti il vescovo è simbolo di unità all'interno di un territorio diocesano, ma è anche colui che presiede la carità. E quale carità più grande ci può essere della celebrazione liturgica? Quando si spezza la parola, si ascolta la parola, si spezza il pane della vita e si offre il sangue della salvezza. Questo è il primo segno di carità. La liturgia è carità, cioè è preghiera particolare, è preghiera speciale,
È preghiera che genera a sua volta proprio il desiderio di riconoscere nel fratello l'immagine di Cristo. Ecco allora che la cattedra, la cattedrale nella persona del vescovo diventa proprio questo, diventa madre di un'intera diocesi, ma diventa segno di unità e di carità. E mi piace ricordare che la cattedrale è anche madre in quanto al suo interno viene ospitato il capitolo della cattedrale. Oggi si parla poco di capitolo della cattedrale e magari non sappiamo neanche di che cosa stiamo più parlando, sembra un retaggio del passato. In realtà attorno alla figura del vescovo ci sono dei sacerdoti che hanno il compito di fare che cosa? Di pregare per il ministero del vescovo stesso, ma di pregare anche per l'intera diocesi. Ecco che l'ufficio, che il capitolo della cattedrale, quei 12 sacerdoti che si trovano appunto a vivere l'Eucaristia, a celebrare la preghiera attorno al proprio vescovo, hanno proprio questo compito, cioè quello della preghiera costante. Proprio in virtù di quale principio? Del principio che la Chiesa Madre non solamente ha il vanto di essere Chiesa Madre, ma anche il dovere, come madre, di volere il bene spirituale dei propri figli. Il codice di diritto canonico ha questo assioma iniziale, questo esergo: salus animarum suprema lex. La legge più grande è proprio quella della salvezza delle anime, delle persone. Ed è questo che la Chiesa Madre ha il compito di fare, di diffondere all'interno dell'intera diocesi questa attenzione per il bene spirituale dato dalla preghiera. Allora la Chiesa Cattedrale è Chiesa Madre proprio perché ospita la cattedra, ospita le celebrazioni presiedute dal Vescovo, ospita la presenza del capitolo, di questo nucleo di preti appunto che sono deputati al culto, alla preghiera, in virtù di quello che ci siamo detti. E c'è poi un terzo passaggio. All'interno della Chiesa Madre sono ospitate ovviamente le reliquie del Santo Patrono e che rendono la Chiesa Madre proprio segno di unità anche in questo. La presenza di un patrono, per noi le reliquie insigne importanti del Vescovo Tiziano, vescovo antico pur non essendo martire, ricordiamo infatti che egli morì nel 632 d.C., sono proprio un momento di preghiera forte per l'intera diocesi, di intercessione forte, di patrocinio forte. Ed è interessante vedere come all'interno della cripta le reliquie del vescovo Tiziano sono proprio adagiate, deposte perpendicolarmente sotto l'altare maggiore, sotto l'altare della celebrazione della cattedrale, per ricordare proprio questo. Ovviamente oggi questo lo vediamo meno perché celebriamo su questo altare rivolto verso l'assemblea, come i dettami del concilio ci ricordano. Ma anticamente l'altare della celebrazione era l'altare maggiore, quello che vediamo nell'abside. E quindi ogni volta che il vescovo celebrava l'Eucaristia, celebrava proprio sopra le reliquie del Santo Patrono, impetrando proprio queste grazie e questa intercessione per l'intera diocesi, quindi non solo per questo territorio. E questa è la bellezza, la particolarità di una chiesa come la nostra, una chiesa madre. Recentemente sull'Azione, a proposito dei 200 anni della cattedrale, come ufficio d'arte sacra, abbiamo ricordato le vicende del maestro Caserini che ha affrescato proprio la cupola con le scene della vita di Tiziano. Anche nel Museo Diocesano abbiamo le portelle che adornavano la tribuna dell'organo che rappresentano la storia di San Tiziano. E quindi Tiziano diventa proprio compatrono non solamente della cattedrale ma dell'intera diocesi. E questa è una particolarità interessante, bella, proprio della nostra Chiesa particolare, della nostra Chiesa diocesana. Ecco, concludo con l'aspetto battesimale, perché in Chiesa Cattedrale non abbiamo il fonte battesimale come lo troviamo nella maggior parte delle chiese parrocchiali, perché la Chiesa Cattedrale da sempre ha ospitato il fonte battesimale all'interno di un battistero, di un luogo staccato dalla Chiesa stessa. Se andiamo in giro, lo possiamo vedere, la stessa cattedrale di Treviso ha il fonte battesimale esterno, proprio perché
la Chiesa cattedrale non solamente nel battesimo genera i suoi figli come una comune parrocchia, ma vengono generati alla vita nuova anche gli adulti, i catecumeni, coloro che ricevono il battesimo la notte di Pasqua da adulti, dalle mani del vescovo, e quindi diventano figli spirituali, adulti. Ecco, il battistero ha proprio questo valore. Qui si celebra questo aspetto e quindi si dà vita a questa spiritualità, a questo atteggiamento della Chiesa cattedrale. Mi piace ricordare come il vescovo Fabio Dalcin, nella conferenza che ha tenuto proprio in occasione dei 200 anni della Chiesa cattedrale, abbia ricordato questo aspetto. La Chiesa cattedrale non è solamente una chiesa di mattoni, ma è tanto più una chiesa di pietre vive, che certo vive in un luogo preciso, ma ha un cuore pulsante, in un sistema di fistole e di astole, proprio perché riceve e dona, anche in questo. Concludo, c'è un aspetto della Chiesa cattedrale che mi è sempre piaciuto e che ha una sua particolarità catechistica da un lato, ma anche per ciascuno di noi di ricordo dall'altro. Quando si entra dalla porta di sinistra, si è accolti da quella bella pala che rappresenta il battesimo di Gesù. È un ricordo, pur non essendoci la presenza del fonte battesimale, è un ricordo del nostro battesimo, la porta della fede, il primo sacramento che abbiamo ricevuto. Si sale, si va alla cappella del Santissimo, si incontra poi l'altare e si esce dall'altra parte, quando quella bella pala dell'ascensione rappresenta il Cristo che sembra quasi uscire dalla cattedrale e ci ricorda le parole stesse di Gesù: andate e battezzate, andate e annunciate. È quasi un ciclo catechistico, quasi un ciclo catecumenale questo che la cattedrale ci presenta, la nostra cattedrale ci presenta. Siamo chiamati a ricordare il momento sorgivo della nostra fede e continuamente ci viene ricordato qual è la missione del cristiano, quella della testimonianza e dell'evangelizzazione. Prima di concludere, appunto, presento e lascio ora la parola alla professoressa Silvia Bevilacqua. È una presenza cara di famiglia all'interno della cattedrale, non ci sarebbe bisogno di presentarla, però mi piace dire che Silvia è insegnante di storia dell'arte, è membro della Commissione d'Arte Sacra diocesana e poi recentemente, appunto, ma già da tanto, ecco, come collaborazione, ma recentemente all'interno della rivista curata dall'Archivio Storico Cenedese ha pubblicato un interessante articolo circa gli affreschi ritrovati all'interno della canonica della cattedrale stessa. Quindi potremmo dire che Silvia ha proprio le mani in pasta all'interno di questo territorio. Grazie Don Mirko. Allora, a me il compito di raccontarvi un po' queste pietre, questi mattoni. Mi è stato chiesto di fare questa presentazione e devo parlarvi di un edificio attuale, ma soprattutto raccontarvi, questa è poi la mia scelta, di quegli edifici che si sono succeduti qui. In particolare mi concentrerò sulla seconda cattedrale e poi un accenno anche a quella che ho messo tra parentesi come quarta cattedrale. Allora, dunque, prima domanda, 4 cattedrali perché? Sappiamo che ci sono state le guerre che hanno danneggiato, hanno distrutto, abbiamo avuto dei terremoti importanti che non hanno magari provocato subito delle ricostruzioni importanti, però sono elementi che dobbiamo tenere presenti. Infiltrazioni d'acqua, problemi nel costruire la chiesa in questo luogo che ci chiediamo perché proprio qui, dato questo problema che anche le tecnologie più moderne fanno difficoltà a risolvere. Problemi strutturali, una chiese che sono state costruite in tempi lunghi con tanti problemi, ma poi c'è un cambio del gusto, come nelle nostre case, cambiamo, così cambia anche il rapporto che l'uomo crea con la chiesa, cioè il luogo dove vuole
rendere presente come casa di Dio, no? E quindi questo cambiamento del gusto è la storia dell'arte che ce lo insegna. Le chiese romaniche chiedevano, davano anzi diciamo protezione, sicurezza a chi vi entrava, le chiese gotiche dovevano mostrare lo splendore, e così potremmo fare per tutte gli altri stili. Le mie fonti quali sono? Le fonti sulla cattedrale sono tante, quelle che ho utilizzato oggi sono 2 fonti recenti, e quindi gli studi del dottor Giovanni Tomasi sulla storia della diocesi, che sono fondamentali per tutti noi, e le ricerche d'archivio poi confluite nello stesso libro dell'architetto Sergio De Nardi, che sempre generosamente ha raccontato la storia. E poi le fonti per me più antiche, insomma non recentissime, il libro di Monsignor Maschietto, che è pubblicato nel 51 ma è frutto di ricerche molto più svolte in un tempo precedente, e poi per affetto per entrambi ciò che hanno scritto sia Monsignor Basilio Sartori che Monsignor Rino Vechevolo, ma sempre chiamato Don. Allora, fare la storia della cattedrale bisognerebbe fare la storia della diocesi, perché le 2 cose, come è stato detto, coincidono, vanno avanti insieme, quindi non è possibile in questo momento. Ricordo solo che questa è la Pieve. La Pieve, la chiesa madre di un territorio, la chiesa battesimale per questo territorio, la chiesa dove ad esempio si è cominciato a tenere dei registri, non nel VI secolo, ma insomma con calma, in modo che noi qui possiamo ricostruire non solo la storia religiosa, ma anche la storia della società. A che età ci si sposava, a che lavori si facevano, quanti figli, a che età, qual era l'età media in cui si moriva, che ovviamente era molto diversa da adesso. Noi sappiamo che intorno all'anno 1000 nella nostra diocesi, e l'anno 1000 prendetelo ovviamente come così un'unità di misura un po' blanda, c'erano 25 pievi, e che poi arriviamo a definire 36 pievi, quindi tante pieve in un territorio, e questa è la pieve di questo territorio. La prima cattedrale. Allora, cosa sappiamo? Sappiamo solo notizie indirette, non abbiamo immagini, non abbiamo descrizioni, però ci sono delle cose importanti, ad esempio la titolazione. Questa è la chiesa inizialmente dedicata a Maria, poi sappiamo l'aggiunta a Maria Sant'Iziano e quindi all'Assunzione, ma quindi un tema mariano, e noi sappiamo che le chiese più antiche, questo è molto logico, sono dedicate o al Redentore o a Maria, e poi via via agli apostoli, ai primi martiri, quindi c'è una logica nella titolazione. Allora la chiesa più antica di un territorio molto spesso è dedicata a Maria, quindi ci sono state delle ipotesi di studi che hanno pensato che questa non fosse la prima cattedrale. Io sarei abbastanza convinta, sono molto convinta che questa sia la chiesa, questo fosse il luogo della prima cattedrale. Poi abbiamo la traslazione, la narrazione della storia di Sant'Iziano comprende ovviamente, lo sappiamo tutti, la traslazione da Oderzo, insomma, a qui, faccio una battuta, quando lavoravo a Oderzo, la prima cosa che mi hanno chiesto era quando restituivamo il corpo di Sant'Iziano, quindi vabbè. Traslazione che fa parte delle tappe della narrazione, della storicità dei santi, ok? C'è sempre questa fase, e viene traslato qui per questioni, potremmo dire, politiche. Qui c'è il Ducato Longobardo che è più duraturo di quello che sta succedendo nella gronda lagunare di area bizantina, ma c'è anche sicuramente una chiesa dove c'è una cripta, perché è il luogo scuro, buio, no? Dove le reliquie a quell'epoca dovevano trovare dimora, un posto che si poteva nascondere, un posto che risultasse sicuro. E poi in realtà l'unica fonte certa relativa a questa prima cattedrale è la notizia della sua distruzione. Se tutte le fonti ci dicono che in questa guerra tra il 96 e il 99 i trevigiani mettono a ferro e fuoco il Ceneda, asportano le reliquie e distruggono
danneggiano fortemente la chiesa. Questa è la fonte che ci dice che una chiesa c'era. Monsignor Vescovo nella giornata, mi pare, della dedicazione ha citato questo episodio scusandosi da trevigiano, ma no. Ecco, le altre fonti sono emergenze archeologiche, così si chiamano, no? Nel senso le cose che emergono. Io qui l'ho messo tra virgolette perché noi sotto qui conosciamo, insomma vedo che siamo qua, tutti che conosciamo questo posto, abbiamo questa infilata di elementi archeologici e devono diventare per noi un'emergenza di sistemazione. Giocavo con questa parola, nel senso che ci sono dei pezzi importanti che non possiamo conservare così, devono avere una narrazione, devono avere un modo per raccontare, come dire, dobbiamo creargli un po' di contesto, no? In modo che possano, e quindi Don Graziano non è finita, ce ne sono ancora cose da fare qua. Bene, la prima cattedrale, qui ho messo alcune cose che attestano che c'era, prima della distruzione dei Trevigiani, c'era una vita in questa chiesa, no? Mi piace sottolineare questo, che forse è una cosa minore, ma che in questo periodo le lenzuola dei morti di Conegliano che venivano sepolti in cattedrale spettavano ai canonici della cattedrale. Come dire, della serie non si spreca assolutamente nulla, e questo era, come dire, per me è una cosa che forse ci stupisce, ed è per noi un'attestazione che esisteva un capitolo e che esisteva una chiesa e una modalità, diciamo, occasioni di sepoltura. Sappiamo anche che c'era una casa per il custode addossata all'abside, insomma non è ben chiaro come fosse, della chiesa, così come è stato per tanto tempo, e l'edificio c'è ancora. Vado avanti. Un luogo, questa è una foto scattata durante la Grande Guerra, faccio fatica sempre a non citarla, quando stiamo a Ceneda. Abbiamo l'immagine, questa, ecco qua, questa è la cattedrale. Okay. Questo è il seminario, vedete, segnato anche con la Croce Rossa, e tutto il contesto. Vado ad allargare questa immagine e qui vedete come dire, questo luogo dove c'è la cattedrale, qui ci vorrebbe tempo per fare un'analisi urbanistica di cui non sono neanche la persona più competente, ma si capisce come da Ceneda, da qua c'è una strada dritta sostanzialmente che va verso Meschio. Com'è il contesto? Sono campi e sono borghi sparsi, no? Che si infilano come adesso nelle colline. Certo, l'aspetto è cambiato, ma poi non così tanto, e questo è il luogo logico dove porre una chiesa, il punto d'incontro tra la collina e la pianura, tra tutte le diverse inclinazioni che il nostro territorio ha, e questo è anche un aspetto importante. La seconda cattedrale, vedete, 1199, è un chiaro, no, la guerra dei Trevigiani 1199, il giorno dopo non sarà iniziata la costruzione immediatamente, teniamo un po' l'asco, però fino al 1740 questa, la seconda cattedrale, qua sono tanti secoli di vita, tanti secoli che sono trasformazioni, diciamo è la chiesa che è durata di più, no? In qualche modo noi speriamo che questa duri altri 5 secoli per poterla superare. È la cattedrale del vescovo Matteo da Siena, che il suo episcopato va dal 1187 più o meno al 1216, quindi stiamo davvero parlando di tempi remoti. Qui le notizie cominciano ad esserci nei libri mastri che partono dal 1340, sappiamo che viene fatto nel 1341 l'altare maggiore, che si lavora nel coro, che ci sono i lavori nell'abside. L'abside era caratterizzato dalla presenza di 2 alti finestroni da una parte e dall'altra, che vengono più volte, diciamo che era l'unica finestra che c'era in questo lato, perché sul lato nord normalmente si evitava di posizionare finestre perché poi erano problematiche. Abbiamo anche la prima attestazione del campanile. Qual era l'aspetto? Graziani nel 1621, e quindi Giorgio Graziani, che scrive la vera descrizione della città di Ceneda, vi leggo, dice: Ceneda superba,
se ne va di una nobilissima cattedrale, il cui antichissimo tempio, molto bene adorno, si rende molto mirabile e maestoso, al cui ingresso non è uomo o nobile o ignobile, che sia, che dalla sua magnificenza e del decoro del bellissimo coro non resti molto ammirato. Quindi una come si dice, dichiarazione d'amore per questo luogo e soprattutto per il suo coro. Abbiamo la fortuna di avere una fotografia del tempo, potremmo dire, quindi questo una delle formelle in legno dipinto del coro, poi ne riparlerò, che ci mostrano l'immagine della cattedrale. Sappiamo che è un'immagine veritiera, perché? Perché il campanile, lo riconosciamo, perché il campanile ha lo stemma che ancora, poi se ne parlerà, che ancora è presente. E quindi perché inventare una chiesa e descrivere il campanile? Quindi è una fonte sicuramente certa. A cosa poteva assomigliare? A cosa assomiglia questa chiesa, di cui abbiamo solo questa immagine, non sappiamo dentro come fosse? Sicuramente molto simile all'abbazia di Follina. Torno indietro. Eccola qua, vedete le lunghe finestre, la facciata a salienti, insomma davvero credibile. D'altra parte siamo nello stesso territorio, certo i cistercensi avevano le loro regole costruttive, però questa chiesa è una chiesa che sicuramente è fatta iniziata all'inizio del 200, metteva insieme probabilmente una pianta davvero di gusto romanico e poi via via un alzato che si è alleggerito con queste finestre alte e gotiche. La pianta, questo non è lavoro mio ed è lavoro dell'architetto Sergio De Nardi, che ha pubblicato a suo tempo l'esito di tutte le sue indagini su un'ipotesi ovviamente di come poteva essere la cattedrale. Quindi col filino rosa, quello più grande, è la chiesa attuale, le parti marrone sono la chiesa, la seconda cattedrale. Vi faccio notare lo spessore ovviamente delle murature, non è riportato nella nostra, però la differenza di muratura tra il campanile e la chiesa, cioè la massa muraria del campanile è davvero, si capisce che è un'altra cosa, ma poi ne parleremo. Allora, poche cose. C'era la loggia, così come veniva detto in cenedese, in Veneto, e quindi una loggia, questo. Qui davanti, vedete, c'era una loggia, qualcosa che proteggeva. Poi si scendeva con dei gradini, 5 gradini, quindi si scendeva rispetto alla piazza. Posso solo immaginare i problemi che poteva aver causato nel tempo questo scendere quando piove. Qui c'era la zona del battistero, c'era un solo ingresso laterale, sto davanti a tutti, un solo ingresso laterale qui, in facciata, scusate, ma c'erano 2 ingressi poi laterali, c'erano 2 porte laterali. C'era un accesso alla cripta che è questo, molto piccolo, non così doppio e monumentale, adatto all'intento processionale come abbiamo adesso. C'erano le 6 colonne, i 6 pilastri diversi, erano colonne e pilastri perché nel tempo li hanno cambiati, quindi per problemi statici. 6 per parte, anche qui li abbiamo, li potete contare perché la chiesa è fondata sugli apostoli, gli apostoli sono 12 e quindi a meno di situazioni particolari noi abbiamo che le chiese hanno sempre 12 colonne, 12 pilastri o anche multipli, però questa ovviamente è la regola. C'erano i sepolcri qui davanti dei vescovi, del cardinale della Torre e dei canonici, questi 3 riquadrini qui. C'era l'organo qui sospeso, poi ne parleremo, quindi doveva essere più o meno a questa altezza qui. Mancava il transetto, quindi era dritto, e in origine tra l'altro questa parte non c'era e quindi c'era proprio uno spazio tra il campanile e la chiesa, non era tutto attaccato. C'era un soffitto a cassettoni dipinti voluto dal Correr, che non abbiamo più, e sul lato di qua sorgeva il cimitero. Capite che sono alcune delle cose che si potrebbero dire su questa pianta, ma procediamo.
L'alzato, per capire le proporzioni, sempre il filino rosa è la chiesa attuale, quindi questa stava assolutamente dentro, e vedete anche qui sotto la cripta, di cui parlerò brevemente. Questo è il prospetto, quindi la nostra chiesa riprende la forma della chiesa precedente ingrandendola. Vedete, qui si vede anche lateralmente che c'era una parte che poi vedete è stata allungata, no? Originariamente evidentemente non c'era. Gli arredi. Parlare di tutti gli arredi della cattedrale vecchia è molto difficile. Vi segnalo solo in questo disegno fatto dall'architetto De Nardi quel punto, cioè la pala dell'altare maggiore. La pala dell'altare maggiore voluta dal vescovo Correr, perché qui noi potremo anche ripercorrere, no, la storia, il gusto dei vescovi che ci sono succeduti. I vescovi di una volta, tanti vescovi si sono impegnati ovviamente per le cattedrali, ai nostri vescovi moderni spetta la conservazione soprattutto di questo patrimonio. Questa è la pala che c'era nell'altare maggiore, che quando è stata fatta la chiesa nuova è stata spostata un po' di qua, un po' di là, è arrivata a stare nelle sacrestie e poi è stata venduta, diciamo, ma insomma con una procedura corretta, nel senso, per il bisogno di denaro che la chiesa, che la cattedrale ha avuto dopo il terremoto del 1873. Questa e altri oggetti sono stati ceduti, diciamo, allo Stato, e quindi adesso questa si trova, è bella mostra di sé, alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, è diventata patrimonio dello Stato. Questa bellissima pala qui in basso, lo si vede anche qui, ma insomma c'è la figura del vescovo, ovviamente è un'immagine dell'incoronazione della Vergine in Paradiso, e quindi l'assunzione, però in realtà abbiamo qui un tema che è un pochettino diverso, ed è tutta da studiare sotto l'aspetto iconografico, perché questa è un tesoro, ma ci ho provato tante volte e ci vorrà del tempo perché è abbastanza complessa. Un ordine in questo Paradiso che rappresenta quell'idea medievale del paradiso, insomma. 1438, questa è stata assegnata per lungo tempo a Jacobello del Fiore, al figlio di Jacobello. Adesso abbiamo, direi, l'onore di avere un artista che riconosciamo solo per quest'opera, che si chiama il Maestro di Ceneda. Gli inglesi, il Ceneda Master è più famoso forse negli Stati Uniti che qui, ed è un'opera, tanto per dirvi le misure, sono 3 metri di base. Quindi una pala importante, davvero molto grande. Certo che fatta la chiesa nuova, questa non aveva più il suo contesto. Vi ho fatto vedere questa immagine perché è un'immagine rara della cornice. Questo è Cristoforo da Ferrara, che nel 1438 pare si firmi, e avere le cornici è una cosa rarissima. Difatti non l'abbiamo, abbiamo solo la fotografia, perché poi nel corso dell'Ottocento è andata dispersa e non ne abbiamo più notizia. Però vedete il contesto di una cornice gotica per una pala del genere sicuramente era il suo. Ecco, torno a Pomponio Amalteo qui più per parlarvi della funzione di queste formelle. Abbiamo 5 immagini la narrazione della storia di Sant'Iziano, della vicenda di Sant'Iziano, raccontata in 5 episodi. Questi erano collocati sulla cantoria, questa specie di terrazzino che doveva essere sospeso qui da questa parte e che ospitava l'organo. L'organo che era lo stesso di Vincenzo Colombo, che si è conservato nella chiesa di Valvasone. Allora noi guardiamo Valvasone e possiamo immaginare come poteva essere il nostro, perché era proprio fatto così. Quelle che ho messo in alto sono le formelle laterali, quindi dei fianchi. Queste qui che ho allineato, quelle in basso, sono le formelle che stavano sul davanti, insomma, no? E vedete come sono estremamente narrative. Mi ha sempre colpito l'idea, no, di questa barca che deve andare contro acqua, no? Non scende ma risale,
e spezzata su 2 formelle ci dà proprio l'idea del procedere, e con questi angioletti che provocano delle onde, mentre qui è tutto tranquillo, provocano delle onde perché stanno tirando, per volere di Dio, questa barca. E poi abbiamo queste formelle, sono importantissime perché ci mostrano anche Ceneda, e quindi il castello di San Martino, la chiesa la vediamo qua, questi probabilmente i palasi, sono tante cose, come qui che è la partenza di San Tiziano, insomma la scena ambientata a Oderzo, quindi l'inizio della scena ci mostra il Duomo di Oderzo, Duomo di cui abbiamo già citato. Qui noi abbiamo nel presbiterio, vero, lassù, questo dipinto. Questo dipinto non è un semplice dipinto, ma erano le 2 portelle, le 2 tele che creavano le portelle dell'organo. Torno indietro sul vasone che non ve l'ho fatto vedere, vedete? Qui ci sono le 2 portelle laterali, ecco, a portelle aperte, quando l'organo funzionavano, erano così. Poi sono state ricucite, e sono state ricucite quando è cambiato l'organo, non mi addentro, e formavano un pannello unico che si arrotolava. Quindi quando l'organo era in funzione c'era una cordicella e si arrotolava. Questa è una cosa che è successa, sì, c'è per tanti organi, e dipinti che si arrotolano ne abbiamo anche in altri luoghi in diocesi. Quindi quello non è un dipinto, una pala d'altare, ma è una ricomposizione. La stessa cosa è stata fatta a Serravalle con Francesco da Milano, quindi non ve li leggo. Queste sono le dedicazioni degli antichi altari. Mi soffermo solo su, guardate la varietà delle dedicazioni, ma soprattutto ricordiamo che erano tutti altari in legno. Nella trasformazione, nella terza cattedrale, tutto viene trasformato in altari in pietra, poi ne parlerò brevemente, e chiaramente cambia completamente l'aspetto, ma non solo. È un passaggio che segna nel nostro territorio un po' il declino della tecnologia del legno. Avevamo anche noi tantissima produzione lignea che poi pian piano viene persa a segno del tempo. Ci rimangono le statue degli apostoli. Sapete l'episodio che durante la Grande Guerra sono state scambiate per oggetti di bronzo, quindi un metallo prezioso per la guerra, e sono state buttate giù. E così quella lì in fondo, quando le hanno buttate giù, si è rotta perché di legno, e poi è stata rifatta. Tanto sembravano, ecco, di legno. Alcuni aspetti così. Poi in realtà della presentazione delle opere, magari non tutti, ma se ne occuperanno i ragazzi della cattedrale, i giovani della cattedrale, alla fine di gennaio, quando ci sarà sia la visita al campanile sia l'occasione di conoscere meglio le pale d'altare. Però alcuni personaggi, alcune opere vale la pena vederle qui. Questo è il vescovo Trevisan e abbiamo il suo ritratto e abbiamo il suo stemma, e quindi lo conosciamo di faccia. Del vescovo Trevisan la pala sicuramente, che dopo riguarderete, ma poi anche questo bellissimo pastorale con questa statuetta di San Tiziano che è davvero spettacolare. Vescovo Brevio, non li faccio tutti, solo un accenno. Vescovo Brevio che ci lascia quella pala d'altare lì dove c'è il suo stemma, ci lascia anche la statua di San Tiziano, e che vi ho messo le foto dell'unica volta nella sua vita, nel 2014, quando questa statua è uscita dalla cattedrale. Era la sua prima volta che vedeva un posto di la luce davvero, e quindi è stata inscatolata, portata su per queste scale e caricata su un camion come fosse un oggetto qualunque, qualcosa che per noi è molto più che un oggetto qualunque, la statua che rappresenta San Tiziano. Però è stata contenta del viaggio. Del Brevio abbiamo anche la croce capitolare, c'è lo stemma e c'è anche scritto Francesco Brevio, vescovo e conte. Come ha ricordato il vescovo, qui abbiamo avuto i vescovi conti che quindi gestivano il potere spirituale, il potere temporale. Quando vi capiterà di tornare nell'aula civica del museo troverete tutti gli stemmi dei vescovi con la spada e il pastorale incrociati fino a Lorenzo da Ponte, dove ci sono 2 pastorali perché finisce il potere temporale.
2 parole sulla cripta. La cripta è, faccio vedere qui la sezione, ecco, la forma doveva essere questa è la forma rispetto alla situazione attuale, quello in grigio è il perimetro dell'attuale cripta. Una cripta medievale con le sue colonnine, così come doveva essere un luogo raccolto. Carlo Graziani parla di un luogo oscurolo, che probabilmente vuol dire solo scuro, ha sbagliato a scrivere, no? Ma sottolinea proprio questa caratteristica. La cattedra ne ha parlato Don Mirko e qui vi faccio vedere in realtà il coro dei frari, perché la nostra cattedra in realtà è il riadattamento di uno stallo dell'antico coro. L'antico coro fatto dalla stessa famiglia di intagliatori che ha fatto il coro dei frari di Venezia, che insomma, come dire, top di gamma, no? E quindi potevamo probabilmente, forse non così grande, ma avevamo un coro di questo tipo, solo per darci un'idea. Qui abbiamo la diatriba iconografica, nel senso che su tutti i libri scritti soprattutto dai nostri sacerdoti, e lo hanno fatto con passione, si dice che questi sono i santi evangelizzatori Ermagoro e Fortunato. In realtà l'iconografia non sbaglia e quindi questi non sono un vescovo e un diacono. Il vescovo ci potrebbe essere, ma quello a destra non porta la dalmatica, non è sicuramente un diacono. Questo è mettere insieme probabilmente le formelle più belle, meglio conservate, che conservano anche la pittura originaria, è stata riscoperta con un restauro molti anni fa. La terza cattedrale. Lorenzo da Ponte si firmava così: io Lorenzo, vescovo di Ceneda, assistente soprintendente della fabbrica della cattedrale, come dire, e questo denuncia il suo impegno rispetto a quest'opera. Ovviamente ci sono stati, il primo che ci aveva pensato alla necessità a mettere mano a questa chiesa era stato il vescovo Benedetto De Luca, che però si era fermato di fronte alle spese ingenti, al problema. Invece Lorenzo da Ponte, assistito da questo Monsignor Giovanni dei Conti di Panigai, l'arcidiacono della cattedrale, che è lui poi secondo me davvero quello che ha lavorato, ha portato avanti, Lorenzo da Ponte riesce a fare questo. Ma Lorenzo da Ponte, quando noi studiamo le altre chiese della diocesi, sono rare le chiese in cui non troviamo il vescovo Lorenzo da Ponte. Ha sostenuto la trasformazione, l'altro giorno per caso la chiesa di Corbanese, quella è rifatta nell'epoca di Lorenzo da Ponte, quindi il suo impegno per la cattedrale va oltre la cattedrale. Per dire, nello stesso periodo, poco dopo, insomma nel 79 viene completata anche, tra il 75 e il 79, anche il Duomo di Serravalle. Quindi immaginate la città che adesso ha questi 2 monumenti, ma prima non li aveva, e che fervore ci doveva essere in quegli anni in cui si costruivano tutti e 2 questi templi. Allora, delle date abbiamo già parlato, sottolineo solo che Lorenzo da Ponte fa il suo ingresso in cattedrale, nella vecchia cattedrale, il 23 marzo del 1740 e il 10 agosto dello stesso anno. Adesso qua i lavori pubblici non avrebbero fatto in tempo a dare le autorizzazioni, la navata sinistra era già stata abbattuta, quindi rapidissima questa partenza. Il progetto è il progetto del conte Ottavio Scotti, che però non viene rispettato del tutto. Vedrete qua, soprattutto dalla pianta, si vede quanto la nostra navata sia più lunga, tutte le trasformazioni, non solo per rendere conto, ecco qui l'impianto della nostra chiesa. La cripta, anche la cripta viene cambiata. Da quella cripta con tutte le colonnine abbiamo questa volta pazzesca. Io non sono un ingegnere, nemmeno un architetto, ma questa è una meraviglia, questa forma a uovo che sta su e tiene anche il piano superiore. E vi faccio vedere come doveva essere la struttura originaria dell'altare, quindi dei gradini, l'altare, quello che vediamo adesso, ma sopra c'era una cassa in marmo che conteneva una cassa in legno, una cassetta in legno, dove dentro c'era la fiala con
le reliquie di Sant'Iziano, e ogni anno si spendevano dei denari per andare a comprare i profumi, chiodi di garofano, la noce moscata a Venezia, perché aprendolo ci doveva essere il profumo di santità, che insomma un po' si aiuta. E poi sopra c'era la statua che noi adesso vediamo addossata non era lì. Ecco qui un'immagine che abbiamo, una foto prima della trasformazione. Abbiamo già detto, il fabbricato era più piccolo, restano però gli elementi cardine, l'orientamento, la posizione, le quote, più o meno il campanile e anche le sepolture. Si era pensato a un progetto di restauro e poi invece si riedifica. L'abate Bernardi nel 1942, ma l'architetto De Nardi in tempi più recenti con le termocamere dice che ci sono delle porzioni da quella parte che inglobano, ci sono dei fori che sono dei fori gotici che si vedono, quindi vuol dire che una parte della muratura, qualche pezzo, è rimasto ed è stato inglobato nella chiesa, nelle murature attuali. Costruita senza mai demolire quella vecchia, quindi è rimasta sempre officiabile. C'è un cambio di linguaggio, c'è la potenza del neoclassicismo e questi archi, le croci di volta, i capitelli, tutto ci parla dell'eleganza, del riferirsi al classico, del parlare delle cose, di un linguaggio che rendeva davvero importante questo edificio, che era enorme rispetto alla città sicuramente che c'era intorno. C'erano delle tombe, vado avanti velocemente, tra cui vescovi, ma anche quella di Giovanni de Min, che poi abbiamo perso nel tempo. La cattedrale è costruita dal territorio, pietra di lago, pavimento in pietre cotte, perché pietre cotte sembrava troppo colloquiale, la pierra dolza da Fregone, i mattoni fatti a Serravalle e a Colmaggiore, i roveri per la palificazione e per il tetto da Ogliano, da San Lorenzo, da Corbanese, da Arfanta e dal Montello, calce viva da Tovena e dal Fadalto, macigni e sassi da Tremeacque, quindi qui vicino, e la pietra dura del Pinè dal Millifret, quindi presa dal Fadalto. Ecco, no, la struttura, le pietre parlano davvero del territorio. E i soldi. Monsignor Vescovo ha già ricordato l'ultima cosa che avevo messo, il dazio di Agiozza del Vin. Ogni ombra venduta in diocesi aveva quel piccolo surplus che veniva poi dato alla Chiesa. Tante osterie, tanto vino e quindi tante giozze hanno aiutato la cattedrale. Però prima ci sono le offerte del vescovo, dei canonici, dei parroci e delle famiglie facoltose. C'è la questo in città. Nel primo anno, facendo i conti a spanne, più o meno hanno tirato su 100.000 euro attuali. La questia in tutta la diocesi, dove si accettano anche frumento, orzo e gran turco. Poi si penserà. Il Senato Veneto impone la contribuzione di tutte le confraternite. Le confraternite devono dare circa 300 euro all'anno, che non sono tantissime, ma le confraternite sono tante e questa cosa dura 10 anni, quindi sono cifre che non ho fatto i conti. Il Consiglio dei 10 concede il legno del Montello. Si chiede a Papa Benedetto XIV di poter trattenere 6 mesi ogni anno dei benefici che dovevano essere dati, e anche là sono soldi. C'è il recupero, questo è bellissimo, il cardinale, la diocesi doveva dare una parte per la pensione, diciamo pensione che non vuol dire di vecchiaia, per la vita, del cardinale Rezzonico, però che veniva pagata dalla mensa vescovile, cioè dalla cassa del vescovo sostanzialmente. Ma nel 1758 questo diventa Papa, Clemente XIII, e quindi una spesa in meno che va a confluire nella diocesi. Gli arredi sono della nuova cattedrale, sono di diverso tipo, sono opere ricollocate, esistevano prima, perché? Perché c'è una devozione, perché si fa di tutto per conservare il conservabile. Ci sono quelli realizzati appositamente, ci sono quelli acquistati, quindi che esistevano già e li compriamo sul mercato, diciamo così, e quelli che provengono dai depositi demaniali, cioè ci sono opere che sono qui che non sono nostre, ma sono dello Stato. In una cattedrale di marmo, no, che si è trasformata negli altari e che non racconta solo l'arte cenedese, ma racconta l'arte veneta.
opere che non sono più ricollocate. Questa è stata collocata poi nel museo, ma non si poteva ricollocare in chiesa, troppo, nessuno di noi può pregare davanti a un'immagine del genere, le opere hanno questo. Opere come quella lì che vengono dalla cattedrale precedente, il terzo altare di destra, ma ad esempio vengono allungate, e quindi quella di destra è l'immagine, la proporzione, vedete che è più corretta, ma siccome gli altari erano più lunghi, allora questa forma più quadrangolare non ci stava e viene brutalmente allungato. Opere che vengono fatte apposta, e quindi quella dell'altare maggiore, un altare acquistato e un dipinto che viene dai depositi demaniali. Anche questo acquistato, quello che ha citato Don Mirko prima, e poi questo con un altare, anche quello acquistato. La quarta cattedrale, perché una quarta cattedrale? Perché io dico sempre che se Lorenzo da Ponte tornasse qui forse non riconoscerebbe la sua chiesa. C'è stato il Concilio Vaticano II che ha spogliato, diciamo, tutti gli altari che venivano officiati, quindi capite l'immagine è molto diversa. C'è una necessità di sentire e vedere e quindi spostare l'altare, ma quello che sto usando io ha reso inutile il pulpito. E poi l'arte contemporanea, no? Quella che è una convivenza non sempre facile ed è un concetto variabile. La chiesa era così, e poi vengono fatti i cassettoni, vengono fatte le cupole, vado avanti. Ecco, si celebrava, questo è, mia mamma è anche presente, è il matrimonio dei miei genitori nel 1958 e si celebrava lassù. Opere dell'Ottocento, del Novecento che vengono collocate, vado avanti, e la facciata. Della facciata non ho parlato perché della facciata parleranno gli architetti che sono pronti a venire qui. Questa foto l'ho messa soprattutto perché c'è il carretto dei gelati che diventa molto caratteristico. Fabio Nassuato è un architetto che ha studio in città, i due si conoscono da moltissimo tempo e la sua attività si è molto indirizzata proprio al restauro, all'arte sacra, anche alla realizzazione di cose nuove, auditorium eccetera, ma è in commissione d'arte sacra con me e con Cristina Falsarella dal 1987 e si è occupato in questo caso del restauro dei paramenti murari e della facciata. I suoi interventi vanno Monte Carlo, Pavia, Trieste, quindi la sua professione lo ha portato a sperimentare molto. Faccio vedere quest'altra immagine. Intanto l'architetto Piero Beghetti è da più di 10 anni che si occupa di questa cattedrale, l'illuminazione della cripta, adesso del restauro del campanile, ma ce lo ricordiamo per il lavoro sul tetto. La sua professione poi lo porta anche in ambiti diciamo più tecnici, ma oggi è qui per parlarci della cattedrale e lascio a loro la parola. Grazie. Buonasera. Silvia, era il 97. 97. Sì, giusto. Buonasera a tutti. Questa sera mi è stato chiesto di illustrarvi l'intervento di restauro che abbiamo eseguito. Io mi sono occupato della cattedrale, Piero si è occupato della parte del campanile e quindi non vi tedierò con cose tecnico-scientifiche perché non è il contesto, non è il momento. Però quello che ci tenevo era di parlare di un tema, perché noi sentiamo parlare di restauro, conservazione. Prima la Silvia su una slide lo ha messo restauro, ne sta dicendo tra virgolette. Perché? Perché il restauro di per sé è una scienza assolutamente recente. La teoria comincia 150 anni fa, ma voi pensate che fino a dopo il secondo conflitto mondiale si demoliva, si rifaceva, si costruiva, si abbatteva, si risovrapponeva. Non era un problema. Dalla metà dell'Ottocento, prima in linea teorica, ma poi in linea fattiva, nasce piano piano una coscienza. Cioè nasce meno la volontà, l'esigenza di demolire, faccio, ricostruisco, sovrappongo, ma tendo ad avere uno sguardo di rispetto di quello che trovo.
Quello che trovo, la cattedrale, la bellissima esposizione che ha fatto Silvia, che cosa racconta? Racconta l'identità, l'eredità di una comunità, di un territorio. Quello che c'è qui attorno è di la gente che ha abitato qui attorno per secoli. Il loro denaro, la loro pazienza, la loro fede. Quello che noi vediamo sia un lavoro architettonico, strutturale. La Chiesa è un luogo di significati, di simboli molto forti. Non è una struttura edilizia, è un contenitore, molto spesso anche un bellissimo museo di opere d'arte, ma per altri motivi. Ma di per sé racconta la storia di una comunità. Quello che noi vediamo è una comunità. Fino a 20 anni fa, 15 anni fa, si parlava di restauro, ora si parla di conservazione. Perché devo conservare? Perché un bene, ora parliamo di questo, ne potremmo enumerare moltissimi altri, sono l'identità di un luogo, la storia di una tradizione costruttiva, di una linea architettonica. La cattedrale di Reims, la cattedrale di Notre Dame, sono tutte diverse, ma raccontano tutte la stessa storia. E rappresentano un luogo, un tempo, un momento, e come questa una stratificazione di interventi che nei secoli si sono evoluti, succeduti, con linguaggi diversi tra l'altro. La conservazione cosa dice? Dice mi fermo, li riconosco il bene che ho di fronte e devo fare una cosa che è una mia grossa responsabilità, lo devo tutelare, lo devo rispettare. Perché? Ma perché la nostra esistenza è un frammento, l'avete visto sulla relazione che ha fatto la Silvia. Noi, il nostro passaggio qui è 1 millimetro su una stecca lunghissima di secoli, dove la cattedrale c'era, c'è, ci sarà. Noi abbiamo la responsabilità di accogliere questo bene, tutelarlo e tramandarlo. Ecco perché nasce un'azione di restauro, o meglio di conservazione. Abbiamo il dovere, noi possiamo conservare perché una struttura è pericolante, perché c'è un problema, un difetto, un crollo. E qui arrivo alle facciate. Ma noi possiamo anche conservare perché dobbiamo tutelare la dignità del bene. Ora, immagino che vi ricordiate tutti com'era un po' prima la cattedrale. Non era proprio bellissima. Aveva tanti segni, tante sovrapposizioni che negli ultimi 50-60 anni ne avevano alterato la lettura, ne avevano alterato la sua percezione. Perché il restauro, noi, e ora ve lo farò vedere, non abbiamo costruito o inventato qualcosa di nuovo. Abbiamo indagato, abbiamo studiato, abbiamo trovato la sua identità e abbiamo fatto semplicemente che portarla fuori. Gli anni, come per tutti noi, ci segnano, però se ci riusciamo a tenere un pochino, riusciamo ad avere un aspetto un po' diverso. La cattedrale è uguale. Questo è un tema importante perché ci sono state delle persone che mi hanno detto sì, vabbè, l'avete fatto, l'avete pitturata. Non è esattamente così. Questa è un'immagine precedente all'intervento. Ora, come non diceva prima Silvia, la facciata è l'ultimo atto di costruzione che la cattedrale ha avuto. Voi pensate che c'è una cosa simpaticissima dietro, che quando l'ho scoperta la prima volta mi ha fatto sorridere non poco. Allora, voi pensate che la cattedrale nasce l'esigenza, la volontà di fare la facciata concretamente con un gruppo, una commissione che si è costituita verso la fine dell'Ottocento, 1894, i quali cominciavano a ragionare di come fare questa facciata. E nasce una sorta di, non voglio dire un concorso, ma un confronto per cui dicono la facciamo in cemento o come tradizione vuole in pietra e intonaco. E si erano formate 2 nuvole diverse, di un gruppo diverso di pensiero. Quella che noi vediamo è la facciata parte da un progetto dello Scotti, ma poi il Rupolo, un professionista, un artista, un uomo di cultura che sul nostro territorio ha fatto moltissimo, ha lasciato un segno indelebile in tantissime opere, ha preso il progetto originale e lo ha ingentilito, lo ha aggraziato.
Questa è l'immagine con l'impalcatura, non esattamente come quelle che facciamo oggi, ma l'impalcatura che permetteva di poter costruire. Quello che vedete sul lato qui, vedete? Questa parte qui. Questo fu un campione. Era un campione che la prima commissione voleva provare a ipotizzare la costruzione della facciata con il cemento. Questo materiale nuovo, che effetto aveva, che cosa faceva. La commissione fece questo campione, non ebbe grande risultato. Infatti poi si tornò sulla linea tradizionale. Voi pensate che la storia dell'architettura per secoli è caratterizzata da sasso, pietra, legno, calce. Gira, salta, balla, sono sempre questi. Solo dal 1950-60 in poi c'è l'esplosione di materiali diversi, ma per secoli si è costruito, edificato, lavorato sempre con questi, in forme diverse, ma sempre con questi. Quindi questa era un'eccezione, non ha avuto grande successo, è stata abbandonata e si è proceduto invece con l'intervento, quello che poi vediamo. Nel Settecento il corpo della chiesa, quella famosa, l'ultima versione della cattedrale, ha dato origine non solo al corpo edilizio che noi conosciamo, ma abbiamo tutto l'aspetto, il volume della sagrestia, bellissimo tra l'altro, e vedete in che condizioni era, dove diversi interventi manutentivi si sono sovrapposti e alcuni hanno fatto qualche danno, più del tempo anche. Però diciamo che la struttura di base era ancora presente. Voi pensate che, poi vi racconterà Piero, ma il terremoto della fine dell'Ottocento, 1873, comportò il crollo di una porzione della parte absidale, il campanile, gli intonici vennero rifatti, cioè, e cominciarono a entrare materiali anche diversi, tra l'altro. Questa è la parte della base dell'abside, come si presentava, che è tutta in pietra dolce, e vedete che gli intonici, la parte sotto è completamente rifatta. L'umidità, problemi di umidità. È lo spazio, quello che è il volume sul posto sulla parte nord, che ha questa caratteristica, evidenzia dei mattoni che formano anche le pietre d'angolo, che formano le cornici dei serramenti, ma questo era l'aspetto. E la cattedrale riportava, soprattutto nella parte più bassa, ridipinture. Quello che voi vedete oggi, come vi dicevo, non abbiamo realizzato noi l'apparato scultoreo, perché certi mi dicono: ma come? Ma si presenta io non l'ho mai visto così, ma semplicemente perché il tempo, le dipinture che si sovrapponevano lo avevano reso opaco, un poco leggibile, e il materiale di fondo, pregiatissimo, non era evidente. Quindi che cosa fare? La prima operazione che è stata fatta è stata quella di indagare, perché la conservazione si porta dietro questo come principio, che deve essere scientifico, indagare bene il fabbricato, l'evoluzione storica, le ricostruzioni che ha avuto, indagare sui tipi di degrado che ci sono, alcuni strutturali, alcuni materici, alcuni di finitura, indagare con tutti gli elementi di preziosi che ci sono, per esempio l'aspetto delle statue presenti, il tipo di pietra presente, le infiltrazioni. Voi pensate che la facciata è costituita nelle parti basamentali in pietra d'Istria, nelle parti superiori invece pietra di Vicenza, lavorata in maniera tra l'altro mirabile e perfetta ancora oggi. Questa facciata viene completata nel 1917, nel 19 poi il sagrato. Tutta la campagna di indagine che viene fatta con delle mappature, questi sono alcuni esempi di mappature che sono state eseguite, è stata fatta su tutti i fronti per trovare un dialogo e comprendere quali erano le diverse finiture che la cattedrale aveva subito nel corso del tempo, perché noi abbiamo trovato una facciata con una dipintura, ma era un'invenzione? Si legava a qualcosa? C'era un ragionamento dietro? Perché a suo tempo sicuramente un ragionamento, un pensiero c'era stato. Quindi solo la mappatura, accompagnata con delle indagini sulla parte delle finiture, le parti pittoriche, quindi indagini chimiche, ci ha permesso di ricostruire la successione degli eventi. E soprattutto ci ha permesso di comprendere quello che un tempo poteva essere la finitura originale. Quello che voi vedete della facciata è l'originale finitura che è stata data quando è stata realizzata. La finitura era stata presa
come esempio la finitura settecentesca che voi, se andate sul lato nord della chiesa, della cattedrale, sulla parte più alta, io ho lasciato un riquadro. C'è riportato un intonaco picchettato che è l'intonaco originale settecentesco, che ha esattamente quella tonalità cromatica. Ora, quello è un intonaco più simile verso il marmorino. Qui abbiamo un intonaco diverso, con una pietra anche diversa. Quindi la modulazione del tono è stata difficile, molto complicata. Da vicino vi faccio vedere alcune cose, alcune immagini che mi sembra che più che la parte scientifica siano interessanti perché non si vedono da giù, ovviamente. Questo è lo stato in cui abbiamo trovato le sculture che avevano questo deposito superficiale dovuto dal tempo, licheni, i dilavamenti che avevano le statue, e sono state tutte completamente trattate. Vedete, questo è un semplice campione che fa vedere la pulitura dopo essere stato con impacchi, la pulitura della pietra, e invece di come era prima, per farvi capire il prima e il dopo. Anche su questo volto si vede. Ovviamente qui è intervenuta un'azienda che è dotata di una struttura di restauratori. Qui hanno operato solamente restauratori, solo per piccole attività base dei muratori, specializzati sempre, sono tutti restauratori qualificati. Ovviamente è un intervento che è stato soggetto alle verifiche, approvazioni e quant'altro, a parte la Sovrintendenza di Venezia. Questo per farvi vedere che ovviamente quando è stata scoperta la facciata, ovviamente dietro il lavoro non si può comprendere cosa è avvenuto. In questo caso, per quanto riguarda le statue, potete vedere che alcuni elementi che erano mobili, che rimanevano proprio in mano, vedete? Sono stati dotati di perni, sono stati fissate, sono state controllate tutte le scaglie che erano in movimento per poter riportare la coesione, ricreare le stuccature in modo da prolungare la vita di questi elementi, verificati, analizzati, documentati. Perché il restauro, a differenza di un tempo, produce una documentazione. Il restauro comincia nel momento in cui o meglio la conservazione, nel momento in cui si decide di farla. Quando si comincia e si decide di farla, lì parte, inizia, non avrà mai fine, perché tutto il materiale che viene raccolto nel corso dell'intervento deve essere mantenuto dalla proprietà. Tutto il lavoro di manutenzione fa riferimento a questa documentazione, che ne produrrà dell'altra, e fra, se siamo stati bravi, 50 anni, 60 anni, qualcun altro farà un altro intervento, ma se avrà questa documentazione capirà le cose prima di quando abbiamo potuto capirle noi, e che risparmierà un pochino di tempo e farà interventi più mirati. Anche noi possiamo aver fatto degli interventi sbagliati alla luce di quello che sarà fra 50 anni, intendiamoci. Quindi raccogliere informazioni è fondamentale. Un altro aspetto che ci siamo accorti solo salendo con i ponteggi, per farvi un esempio, vedete, queste sono le finestre che sono posizionate in quota sul lato sud, e vedete che addirittura i davanzali lavoravano al contrario: quando pioveva l'acqua andava qui ed entrava in chiesa dappertutto. Quindi voi provate a immaginare, spiegare alla sovrintendenza che non potevamo rifare i serramenti, ma che avremmo dovuto lavorare su delle pietre di base che non erano originali, erano state aggiunte, alcune già modificate, poterle modificare anche noi affinché si potesse salvaguardare questo problema enorme, perché entrava l'acqua, problema enorme, e riportare la situazione alla corretta funzionalità. Vedete? Ora sono tutti sistemati, sono tutti a posto. L'edificio ha subito trasformazioni. Prima mi dicevano, una termocamera ha individuato materiali diversi, dei vuoti, individua strutture che si sono alle volte sovrapposte, alle volte immaschiate con delle altre. Questo cosa produce nel corso del tempo? Tensioni. Lavorano diversamente, quindi cosa fa le strutture? Stressano, segnano, cavillano, fessurano, gli eventi sismici contribuiscono a questo. Quindi quando noi abbiamo incontrato situazioni più gravi, che potevano essere le fessurazioni più importanti o cavillature, abbiamo dovuto attivarci con operazioni di consolidamento. Questa è un'operazione classica di iniezione che ha permesso che la muratura dove si sono staccate tra di loro potessero tornare ad avere un contatto intimo, che lavorassero insieme. E questo è stato fatto su tutta la cattedrale.
Abbiamo avuto soprattutto nei punti dove è stata modificata la struttura originaria, dove ha segnato tra i due corpi distinti. In alcune parti le modanature hanno subito dove mancanti, vedete? Se stavano cadendo, sono state coese, incollate, attaccate adeguatamente, ma dove non c'erano più le abbiamo ricostruite con dei perni affinché avessero una sottostruttura e rimanessero, perché se noi facciamo semplicemente della malta su una superficie liscia, questa hanno una grappa e con caldo, freddo, pioggia, col tempo può staccarsi. Con i perni ha anche un contatto e un attacco di tipo meccanico. E questo è stato fatto soprattutto sulle parti di cornicione delle cornici più basse. Tutte le parti, vedete, per esempio questa è una modanatura, una parte in pietra, che era mancante. Allora a quel punto abbiamo ritenuto la ricostruzione nella conservazione non funziona bene. Perché? O io ho la certezza che quell'elemento mancante aveva una linea e un'altra e lì si incrociavano, quindi non sto inventando nulla, ma è perché è dato dall'elemento che mi suggerisce esattamente la sua forma originale, altrimenti non si ricostruisce, perché se non ho certezza la ricostruzione potrebbe portare a un qualcosa che ha un mio giudizio soggettivo. E nella conservazione, che ha una base di carattere scientifico e non soggettivo, è sbagliato. Quindi in questo caso è stato possibile perché la geometria degli elementi ci suggeriva esattamente qual era la porzione che era venuta a mancare, e quindi creando con dei trefoli abbiamo creato una piccola sottomaglia, un telaio, una piccola armatura, una microarmatura, e poi con la malta di calce, parte idraulica, lo abbiamo ricostruito. Quando è stato asciutto e si è asciugato l'abbiamo velato in tonalità. Questo perché? Perché se alcuni elementi, soprattutto di dimensioni importanti, mancano, sta sempre nella logica della dignità del monumento, ovviamente, ripeto, dove è assolutamente certa la sua forma, dimensione e colore, nella dignità di poterlo ricostruire. Altrimenti si lascia, è un elemento che è venuto a perdersi e rimane perso. In questo caso invece siamo stati fortunati. Anche questo è un caso di pietra basamentale in prossimità del campanile, dove i problemi di umidità, i problemi di è una pietra arenaria, pietra dolce, la conosciamo tutti per questo. Con l'acqua non va proprio d'accordo, nel senso che il dilavamento è molto più facile, e quindi soprattutto se abbiamo problemi che l'acqua prende una linea per un pluviale o per in un certo punto la pietra comincia a erodersi e comincia a perdere la sua matericità. In questo caso, in accordo con la sovrintendenza, siccome aveva la logica di un basamento che dava l'idea della possenza di fondazione, quindi blocchi sovrapposti tra di loro, e quindi c'era un bisogno di una lettura e di una leggibilità precisa, ci è consentito la possibilità di ricostruire questa piccola porzione, vedete, con l'inciso proprio di come era in origine dei blocchi che lo andavano attraverso le sue fughe, che lo andavano a comporre. È stato fatto solo in questo punto. E qui passiamo a un tema. Questo è un tema, è della parte dove avete riconosciuto, c'è la parte della zona della sagrestia e della parte dell'ingresso dietro e della parte absidale. Siamo dovuti intervenire con degli intonaci perché c'è un problema di umidità, perché c'è un canale che passa, e quindi abbiamo dovuto lavorare con strati diversi di intonaci porosi per l'aspetto dell'umidità. E soprattutto questo edificio è quello che ha subito più di tutti una grande trasformazione, ma di materiale, non di disegno, di interventi successivi. Si staccava, lo hanno demolito, lo hanno rifatto, alcuni hanno rispettato la geometria, altri no, hanno aggiunto uno specchio, hanno aggiunto un interruttore, hanno fatto l'impianto elettrico, tutti gesti che nel corso del tempo hanno alterato, non reso più leggibile l'edificio. Bellissimo, bellissimo, di una spettacolare. Abbiamo trovato anche una parte dell'intonaco originale che forse si è messo anche la foto dentro, e abbiamo cercato di recuperarlo. Quindi vedete, le fasi sono state in parte di risanamento per problemi di umidità da risalita e i danni che ha creato l'umidità. Da una parte invece poi abbiamo mantenuto gli intonaci, che quelli che erano originali. Eccolo qui, questa è una vista dal lato strada dove c'è lo stretto,
e vedete, questo è l'intonaco originale della zona sagrestia che abbiamo trovato, e in questo caso l'abbiamo trovato perché? Perché nell'indagine originale le stratigrafie che abbiamo fatto ci hanno messo in evidenza che in questo edificio la finitura che noi vedevamo non era sua, ce n'era una precedente in una piccola porzione, quindi è stato interessante recuperare quella, vederne la tonalità cromatica, e quella ci ha condotto poi a fare l'intervento su un'intera superficie. Quello che abbiamo trovato l'abbiamo conservato, consolidato, iniezioni di consolidamento che vedete, viene stato consolidato, poi viene fatta una stuccatura e poi viene fatta una velatura. Addirittura ai lati del fabbricato c'era del finto bugnato che in alcuni punti è stato ripreso. Quello che vi dicevo prima, questa immagine, che qui è proprio da cantiere, cantieraccio, però la potete poi vedere sul lato nord. Questa è la porzione di intonaco settecentesco originale della cattedrale. È presente sul lato nord, vedete che era coperto da questo strato si chiama malta bastarda, nel senso che dentro ha grassello e cemento. Non è proprio così facile toglierlo sempre, nel senso che lo si toglie nella misura in cui se noi avessimo avuto la certezza, nei vari sondaggi che abbiamo fatto, in tutta la superficie del prospetto nord, avessimo avuto la certezza che sotto questa rasatura, anni 60 sarà, più o meno, se avessimo trovato l'avuto la certezza che questo intonaco era presente dappertutto, l'obbligo, il protocollo è riportarlo in luce, recuperarlo come avete visto sulla porzione precedente. Ma lui ci è rimasto giusto la quantità per raccontare a noi quello che era stato il passato della cattedrale come finitura, ed è stato l'aggancio per poi lavorare sulla facciata. L'abbiamo quindi pulito, recuperato per quello che c'era ancora presente, una piccola superficie, una fortuna trovarlo, e l'abbiamo messo in evidenza, ma anche perché un domani possa la gente, chi interverrà, poter capire. Tema cornici. Qui. Allora, le cornici sono di malta, sono di intonaco, sono lavorate e rasate con una calce e rasato, velata, e poi hanno fatto il segno dei masegni, come se fossero dei blocchi affiancati tra di loro. Il problema è che queste cornici, in parte originali, dico in parte perché sotto hanno dei listelli di legno inchiodati su delle tavole e intonacati, che è una tecnica proprio tipica del periodo, e quindi dove le abbiamo trovate le abbiamo preservate e le abbiamo integrati. Altre parti invece erano già state rifatte completamente. Quindi abbiamo dovuto modulare la finitura affinché, qui sono scure le foto, nel vero con la luce del sole si vedono meglio, però abbiamo dovuto riprenderle tutte e consolidarle. Questa è la facciata della cattedrale. Bellissima, nel senso che le proporzioni con cui è stata pensata, proprio si vede grande scuola. Voi immaginate che avete un elemento timpano che è in pietra, voi avete una parte di cornicione che sono in pietra, i capitelli che sono in pietra, i basamenti, che è un'altra pietra, questa è pietra d'Istria, realizzati su un doppio binato che sono di lesene, che vedete che si affiancano, e questo doppio binato di colonne molto possenti. Tra l'altro poi vi faccio vedere una foto che le colonne erano originariamente, l'abbiamo recuperato, tutte incise, come dire all'osservatore: le avrei fatte anche in pietra io, ma è come se fossero in pietra. E le dimensioni, le proporzioni e il tono colore che avevano utilizzato è assolutamente coerente col tipo di pietra di Vicenza, che era piena pitturata, impastata, l'abbiamo dovuta pulire tutta completamente, alcuni elementi li abbiamo dovuti anche consolidare perché si staccavano, pericolosi quindi, però insieme alla pietra che è stata utilizzata per le statue c'è un'armonia cromatica assoluta, oltre che su un apparato architettonico bilanciatissimo. E qui si vede la mano del rupolo, il rupolo è tanta roba.
Ovviamente tutte le parti, la fase di restauro che ha comportato ovviamente la pulizia, il consolidamento, l'equilibratura cromatica. Poi dopo hanno avuto un'attività di protezione, nel senso che le scossaline, i piani in piombo sono stati controllati, dove mancanti sono stati integrati. Tutte le statue, oltre a essere restaurate, tra virgolette, sono state anche controllate da un punto di vista statico, perché sono in quota, hanno una staffa retrostante, è agganciata, non è agganciata. È stato fatto un controllo su tutta la linea, vedete? Questo è come si presentavano dopo l'intervento. E qui non so se si riesce a vedere quello che vi dicevo, le colonne hanno sia la parte binata che la muratura retrostante sono tutte incise con fughe a passo regolare, che indica come se fossero state fatte con dei blocchi. È una rasatura di calce. La facciata è, oltre alla pietra, tutta rasata a calce, come una volta. Non c'è nessun additivo, non c'è nessuna aggiunta, tutta rasata a calce, completamente. Quello che vi voglio dire è che l'apparato, la parte in pietra, che sono i capitelli, le statue e anche queste grandi volute, anche qui sopra, vedete, tutto c'è il piombo dappertutto. Questo è l'angolo della facciata, dove è difficile da vederlo da giù, perché è qui su in cima, qui, che si vede la data 1917. Col senno di poi, con quello che noi conosciamo oggi, quindi non è assolutamente un giudizio, è una constatazione, fu una scelta giusta non orientarsi sulle strutture in cemento, perché le strutture in cemento hanno sono molto molto rigide e non vanno d'accordo con le strutture elastiche come queste. Il pietrame, il mattone, le calce sono strutture che comunque subiscono continuamente, sono movimenti, si adattano, si assestano. Le strutture in cemento sono fortemente rigide e quindi, secondo la mia modestissima opinione, le porzioni che si avrebbero potuto realizzare in cemento, come era la prima ipotesi di progetto, avrebbe recato molti danni dal punto di vista della conservazione del degrado, secondo me. Invece così c'è un'armonia, non abbiamo trovato problemi strutturali, assolutamente. Era solo che aveva i suoi anni, aveva bisogno di fare un giro dall'estetista. Noi abbiamo semplicemente fatto riemergere quello che era la sua natura. Questi capitelli, le volute, le parti floreali, non si leggevano praticamente, perché sovrapposizioni di tinteggiature avevano praticamente annichilito, erano opachi, erano poco leggibili e poco visibili. Alcuni erano instabili, li abbiamo fissati, però la bellezza è sua. Il piombo sulla parte sommitale, vedete da vicino come sono fatti, scolpiti in pezzo unico, non applicati successivamente, qui, su questa parte qui. Poi sopra è stato fatto un impianto per i piccioni, perché ce li abbiamo e non possiamo toccarli, ma maledetti, abbiamo fatto un impianto sistemato dappertutto, perché sennò ci avrebbero rovinato il lavoro, sarebbe stata una cosa, una tragedia. E quindi abbiamo fatto un impianto antipiccione che ci ha aiutato. Abbiamo trovato degli elementi come la meridiana, pre-intervento sulla sinistra, post-intervento. L'intervento di restauro è stato di ricucire, consolidare le parti inferiori perché si staccavano e poi ricucire la percezione visiva. Se voi vi avvicinate, vedete dove noi abbiamo operato a puntino e dov'è la parte originale. Appena vi allontanate, voi lo vedete nell'integrità assoluta di come era in origine, ma quello che abbiamo fatto noi si legge, quello che è originale si legge. Questo è un corretto intervento di restauro. Questo è post-intervento. Velocissimo, la sagrestia. Come avete visto le foto di prima, ora ve la vedete così. Vedete che la parte di intonaco, anche in questo caso, sono rasati di calce che sono stati recuperati alcune porzioni e integrate nelle parti mancanti. Anche lei ha subito delle trasformazioni, ma vedete che la parte sotto inferiore non si legge il taglio che è stato fatto.
però non abbiamo più avuto fenomeni di umidità di risalita e tutto si accompagna. Gli elementi lapidei sono perfettamente visibili in equilibrio, come quelli della facciata, e gli intonici in accompagnamento. Grazie. Buonasera. Vista l'ora, che ormai salto la parte di restauro ben documentata da Fabio, e andiamo subito sul restauro del campanile. Sul restauro del campanile faccio una premessa, nel senso che è importante, come diceva Fabio, conoscere l'edificio. E conoscere l'edificio a livello storico è importante per sapere come poi realizzare l'intervento. E in questo caso qua è stato importantissimo conoscere la storia relativamente recente del campanile. Perché? Perché i due momenti fondamentali del campanile che hanno segnato strutturalmente l'edificio sono i due terremoti, uno del 29 giugno 1873 e quello del 1936. Allora tenete presente che nel 1873 il campanile è crollato per buona parte. Ecco, tenete presente, qui c'è l'orologio, nel 1873 la parte sommitale al di sopra dell'orologio, sulla parte est, quindi che guarda il portico dietro, la parte dietro la piazzetta, è crollata, come tutta la cella campanaria. Questo ha comportato una ricostruzione completa della parte sommitale, che ora strutturalmente il campanile è diviso proprio in due. Una parte è in pietra, quindi originale, la parte alta è in mattone, perché nella ricostruzione del 1873, con documentati oltre 130.000 mattoni, è stato ricostruito completamente e fedelmente, come era prima, il campanile. Quindi questo ci dà già un'indicazione di una struttura completamente diversa da quello che era l'originalità. Nel 1936, e questa è la foto che ci fa vedere l'impalcatura e i lavori eseguiti tra il 1939 e il 1940, il terremoto ha sconquassato, diciamo così, tutta la cella campanaria. Pensate che nel 1936 la campana grande che ora c'è su, che pesa più di 34 quintali, è caduta sul solaio, no? E quindi strutturalmente la cella ha subito anche in quell'occasione danni notevoli. Il solaio in quell'occasione là c'era una copertura con un tetto in legno con i coppi, è stato sostituito il solaio con un solaio in laterocemento. Sono state ricostruite le merlature, anche un po' rialzate, e soprattutto è stato rifatto, diciamo così, l'intonaco della facciata del campanile. Quindi di originale, in questo momento, diciamo di vecchia data, non vediamo nulla del campanile. Quindi la parte sommitale, come abbiamo detto, è completamente rifatta. In più, nel 1936, per consolidare ulteriormente la cella campanaria, è stata fatta una cerchiatura in ferro e dei profili angolari per chiudere la cella campanaria, per dare maggiore rigidità a tutta la struttura. Perché dico questo? Perché poi queste cose qua, come diceva giustamente Fabio, materiali diversi hanno comportamenti diversi. Quindi, soprattutto se parliamo poi di metalli, intonaci e cemento, le cose diventano molto complicate. Questa è un'immagine prima del restauro, nel 2020,
è stato fatto un intervento di emergenza. Perché? Perché purtroppo cominciavano a cadere pezzi di intonaco sul marciapiede. Pezzi di intonaco sul marciapiede. Quindi una questione urgente di sicurezza, di messa in sicurezza, e infatti quando siamo andati a vedere cosa succedeva, queste erano le condizioni. Quindi, a parte distacchi molto consistenti di intonaco, la situazione poi della parte, diciamo, intonaco generale era, la vedete voi, con anche concrezioni calcaree, di trafilazione di acqua dal solaio di copertura, distacchi. In quell'occasione è stata fatta, vedete, una mappatura di queste cose qui, di queste danni. Vedete, questo danno qui è il danno causato su un angolo che poteva tranquillamente crollare a terra. Tenete presente che questo danno qua, adesso la foto non dà l'idea, ma sono 5 metri, no? E dentro in quella fessura là ci si mette una mano. Quindi la pericolosità era molto elevata. No? Qui vediamo la situazione, no? della parte alta, come vi dicevo, concrezioni calcaree, distacchi, eccetera. E in quell'occasione è stata fatta anche la mappatura un po' delle situazioni che in quel momento si potevano vedere e causare distacchi e pericolosità per chi passava nella parte sottostante. E queste sono, come vi dicevo prima, ecco perché era importante vedere la parte storica dell'edificio, queste sono state messe in luce effettivamente le cerchiature e i rinforzi, no, fatti tra il 1940 e il 1939 e il 1940. Vedete gli angoli, quindi rinforzi strutturali, questi sono i profili a L in ferro con le grappe di consolidamento dell'angolo, e qui li vedete tra il profilo d'angolo e la cerchiatura della cella campanaria che abbraccia tutta la cella. Quindi è stato fatto poi, in attesa dell'eventuale restauro, una risarcitura e una sigillatura degli intonaci, okay, in modo che l'acqua non si infiltrasse ulteriormente all'interno degli intonaci e procurasse altri danni o distacchi. Vedete com'era addirittura, questa è la cerchiatura orizzontale, e la parte, diciamo, in ferro che ha dilatazioni completamente diverse dalla parte intonacata, crea poi distacchi che sono molto più grandi di quello che potrebbe essere solo la linea della cerchiatura. Questo è un piccolo assaggio del progetto presentato alla soprintendenza di mappatura e di indagine e tipologia di intervento. Vedete che qua si nota molto bene nella cella quali sono, con vari tipi di indagini, i distacchi, la cerchiatura in acciaio, in ferro che tiene la cella campanaria, e questo è solo per farvi capire che oltre agli intonaci c'erano anche problemi strutturali, diciamo non gravissimi, ma da risolvere per dilatazioni e mantenimento nel tempo della struttura del campanile. Qui partiamo con il cantiere, questo che si avvia nel 2022. Questa è la situazione del campanile, se voi vi ricordate com'era il campanile, quindi con una patina biologica estremamente diffusa e anche di spessore, no? E quindi con dilavamenti, no? Attraverso le celle della cella campanaria e anche le finestre della parte sud del campanile. Ecco qui. Quando poi si montano i ponteggi, nel 2020 abbiamo fatto quella che era un'indagine
conoscitiva, una mappatura di sicurezza, chiamiamola così. Nel 2022 abbiamo cominciato il restauro. Per il restauro poi, chiaramente vedendo da vicino e con calma tutte le cose, la situazione era molto più precaria. In più c'erano delle situazioni che non sono, vedete questo muro che chiude i due pilastri, le due colonne in pietra. Questa serviva come appoggio per vedere questa campana, no? Però non c'entrava di fatto nulla con le colonne esistenti. Quindi poi in fase di restauro questa è stata completamente tolta, liberate le due colonne e portata la campana, che attualmente è diciamo depositata all'interno della cella campanaria in attesa di essere montata sulla struttura delle campane. Anche i merli, la parte alta chiaramente era la più danneggiata in assoluto, no? Con, vedete, cioè, le situazioni qua con addirittura erba, cioè, c'era un po' di tutto. Altro problema grosso erano i distacchi. Questi sono la parte sporgente dei davanzali, ricostruiti però in malta, okay, che si sono completamente staccati. Queste sono una delle parti che sono crollate e sono arrivate sul marciapiede sottostante. Una curiosità, vi ho fatto vedere prima la parte alta sommitale del campanile e vedete tutte queste fasce nere. Queste fasce nere sono una guaina bituminosa e dicevamo, come mai hanno messo solo quella guaina bituminosa solo in una piccola parte della pietra di coperta? Perché molto probabilmente e curiosamente hanno sbagliato le pietre di coperta, nel senso che la copertina in pietra hanno sbagliato le misure e tutte le pietre sono più corte della dimensione del merlo, della merlatura. Quindi per diciamo, salvaguardare dall'acqua che filtrava all'interno dell'intonaco hanno messo, poi è stata messa in tempi successivi, questa guaina bituminosa. Come ha detto anche Fabio, le indagini intanto proseguono, nel senso che questo è un tassello stratigrafico. Cosa vuol dire? Che si va a cercare con la stratigrafia, no, per piani, no, gli strati di intonaco o tutto ciò che è presente in facciata per vedere le tipologie di intonaco, gli spessori e poi anche, che vi ha fatto vedere anche Fabio, l'analisi chimica dei materiali. Vedete che qui nel 1900, quello che vi dicevo, il rifacimento di intonaco del 1936, praticamente abbiamo un intonaco di malta bastarda, come diceva Fabio, che è soprattutto una malta di base cemento. Quindi diciamo che nel 1936 si sono dati da fare per non solo fare la parte alta del campanile, ma hanno rifatto o comunque intonacato di finitura tutto il campanile. Quindi abbiamo una base oggi che è tutta diciamo, di malta bastardo, un intonaco tra virgolette diciamo comune, non antico di sicuro. Il restauro poi è cominciato con il discorso della pulitura, biocida, spazzolatura, quindi diciamo, il lavaggio a bassa pressione in modo da togliere questa patina biologica che era molto molto spessa. Lo stesso, questo è la base del campanile che era in queste condizioni per risalita di acqua dal sottosuolo, quindi molto molto danneggiata. Ecco qua, vedete che le demolizioni di intonaco, no, non si sono limitate solo alla parte diciamo, delle cerchiature, delle parti in ferro, perché dovevamo le parti diciamo, staccate dal supporto, dalla parte muraria, dalla struttura muraria, erano molto più ampie di quelle che pensavamo. E
a quel punto abbiamo tolto tutte le parti, visto che l'intonaco era un intonaco relativamente recente del tempo e non di particolare pregio, abbiamo preferito demolire le parti di intonaco e non consolidarle. Qui si vede già la pulitura della cerchiatura in ferro con la spazzolatura eccetera e con la passivazione tramite vernici apposite. Qua lo vedete, i varie fasi, pulizia, no? Com'era, pulizia e cose. L'angolo è stato rifatto, no? È stato ricostruito e poi tutte le fasi, le fasciature, le parti in ferro sono state ricoperte con una rete, in questo caso di fibra di basalto e fibre di acciaio inox per dare durabilità e resistenza nel tempo alla struttura. Anche l'angolo, la stessa cosa, è stato ricostruito in questo modo. La finitura dell'intonaco, vado via veloce, la ricostruzione delle parti dei davanzali sporgenti, anche qui la ricostruzione delle merlature con, come diceva Fabio, anche qui l'antipiccione, no? Cosa particolare, è stato fatto senza togliere la pietra di coperta, un gocciolatoio in acciaiolino tagliato e inserito dentro per evitare rigature, il più possibile rigature delle merlature. Rifacimento della parte basamentale con antisale e prodotti di risanamento. Lo stemma, il restauro dello stemma del vescovo Grimani, Marino Grimani, di inizio 1500. La situazione era questa, quindi distacchi della superficie della pellicola pittorica. Abbiamo prima fissato, no, la pellicola pittorica prima di intervenire sul dipinto, la rimozione della patina biologica e anche con i bisturi, no? Vado abbastanza veloce, la stuccatura di tutte le fessure, le iniezioni delle parti staccate della parte dell'intonaco dove c'era il dipinto con iniezione in modo da unire la parte del dipinto alla struttura muraria e poi, come diceva anche Fabio, si ripetono un po' le cose che avete visto per la clessidra, il ritocco, no, della parte del dipinto. L'effetto finale poi è questo, no? Dove comunque da vicino si distinguono le parti restaurate dalle parti originali. L'ultima cosa, per quanto riguarda il discorso dell'orologio, l'orologio è stato voluto dal Vescovo da Ponte e sostituito nel 1764 e con le condizioni anche qui erano, vedete, fuori, mancavano le stuccature, l'orologio è un vetro dipinto dall'interno, okay? È stato ripristinata tutta la parte pittorica, restaurato, pulite le parti in pietra, no? Come la cornice. Poi è stato fatto, con la soprintendenza è stato deciso di dare al campanile un tono di colore diverso dalla cattedrale, però con una superficie materica che è simile alla facciata della chiesa cattedrale. Se voi guardate sembrano due cose diverse, però la chiesa è rasata in calce, questi sono silicati di potassio. Quindi è una cosa completamente diversa. Perché? Perché in questo caso qua, avendo un intonaco che non era di calce, ma era di base, diciamolo così, cemento, era impossibile lavorare con la calce e quindi abbiamo fatto un effetto, diciamo, calce, no? Vibrato e velato, no? che è molto simile alla facciata della chiesa
principale. Questo è il campanile finito e io mi fermo qui. Allora, vi faccio l'ultimo intervento che riguarda il direttore artistico dell'azienda che ha lavorato presso il cantiere, che è il direttore artistico di Artepoli, che è Andrea Mazzetti. Mezzetti. Chiedo scusa. Avevo scritto buon pomeriggio, invece dico buonasera. Buonasera a tutti, sono Andrea Mezzetti, responsabile artistico di Progetto Artepoli, l'atelier artistico operante anche nel settore del restauro e che si è occupato del restauro della cattedrale di Vittorio Veneto. Fin dall'inizio del mio percorso all'interno di questo atelier ho avuto la possibilità di lavorare al fianco del maestro Albano Poli. Qui faccio una parentesi perché prima non lo sapevo, appunto da Don Mirko ha raccontato di questa cupola affrescata da Pino Casarini. Pino Casarini è il maestro di Albano Poli. Nel 1953 era preside e insegnante del maestro Poli alla scuola Napoli Nani di Verona e ci fu un grande litigio da 17enne. Poli, come era di carattere molto forte, rappresentante della scuola, della classe eccetera, venne espulso il maestro Poli e il giorno dopo invece Pino Casarini ci pensò, dato che aveva fatto questo atto di coraggio col preside, e lo richiama e lo chiama per fare nel 1953 le vetrate, 2 anni di lavoro come garzone a Santa Chiara di Napoli, dove sono state ricostruite tutte le vetrate del dopoguerra. Ecco, volevo fare questo accenno, questo collegamento. Albano Poli è una figura carismatica e ispiratrice che è stato il maestro in tutti i sensi, un uomo con una visione profondamente radicata nella bellezza e nella spiritualità dell'arte sacra. Ho avuto la fortuna di accompagnarlo negli ultimi anni del suo percorso di artista e promotore, sostenendolo assieme al figlio Paolo nelle sfide che hanno portato il nostro atelier ad essere una realtà che opera sia in Italia che all'estero. Dopo la scomparsa del maestro Poli lo scorso luglio, per cui l'ultimo lavoro è stata la scultura di Dante Alighieri in bronzo a Verona, la scultura di Maria Callas per i 100 anni a Verona e la scultura di Pavarotti a Città della Cultura di Pesaro dell'aprile di quest'anno, e sentiamo ancora in questo momento più forte la responsabilità di portare avanti il suo lavoro e di mantenere viva la sua visione, che consiste nel seguire ogni progetto ed in particolare quelli più complessi con il restauro della cattedrale di Vittorio Veneto, con il massimo rispetto per le opere, per il contesto in cui si inseriscono e soprattutto per la storia che queste stesse opere custodiscono. Del resto, Progetto Artepoli non è soltanto un atelier artistico, è una realtà che porta avanti una missione precisa, quella di tutelare il patrimonio artistico e culturale, non solo restaurando le opere già esistenti, ma anche creando nuove opere che rispettino la bellezza e il significato della tradizione. Progetto Artepoli è nata oltre 70 anni fa per la volontà del maestro Albano Poli, esplorando negli anni tutte le differenti tecniche artistiche della tradizione, quella che se non tramandate rischiano di essere dimenticate, cercando continuamente di non limitarsi al mero raggiungimento del risultato finale, ma valorizzando il percorso o il processo che porta alla creazione o al restauro delle opere architettoniche, figurative, perché è lì che risiede la vera essenza dell'arte. Nel nostro atelier infatti vengono studiate e tramandate ai nostri artigiani e artisti, soprattutto giovani, le tecniche secolari della tradizione italiana. È un patrimonio che non solo appartiene al nostro passato, ma che è vivo e necessario ancora oggi per garantire una qualità straordinaria e ineguagliabile, quella che caratterizza tutto il Made in Italy e anche la scuola di restauro del nostro Paese. Conoscere e praticare l'arte del passato è infatti indispensabile per restaurare le opere d'arte che dal passato sono arrivate fino a noi, ci sono state consegnate e che dobbiamo conservare per chi verrà dopo di noi. Al tempo stesso, avere la possibilità di eseguire questo tipo di interventi dà l'opportunità di continuare questo studio e di formare nuovi restauratori. Ci troviamo di fronte a un progetto, quello del restauro della cattedrale di Vittorio Veneto, che è stato particolarmente impegnativo, sia dal punto di vista della gestione che da un punto di vista tecnico. La cattedrale, come molti edifici storici, infatti non è soltanto un luogo di culto, ma un simbolo della comunità e della sua storia. Restaurarla significa soprattutto rispettare la sua identità e fare in modo che possa continuare a trasmettere la sua bellezza e il suo valore ai fedeli e ai visitatori.
E questo è stato possibile con l'intervento di restauro che ha previsto l'impiego di tecniche d'avanguardia, materiali altamente selezionati, con l'obiettivo di riportare la chiesa al suo aspetto originale, rispondendo sia ad esigenze estetiche che strutturali. Non si è trattato solo della facciata principale, ma di tutte le superfici esterne della cattedrale e del campanile, che sono state ripristinate con precisione, affinché tornassero ad essere leggibili nella loro complessità architettonica. Grazie a questo intervento, chi oggi visita la cattedrale può apprezzare con maggiore chiarezza non solo le linee architettoniche, ma anche gli elementi decorativi e la particolarità, come la bellissima meridiana, che erano alterati dal passare del tempo dagli agenti atmosferici. Questa attenzione al dettaglio e alla fedeltà storica ci permette di ridare vita all'edificio senza stravolgere l'essenza, garantendo chi la osserva possa vivere l'esperienza di un'opera nuovamente il più vicino possibile alla sua forma originale. Ogni pietra, ogni elemento decorativo e ogni finitura sono stati trattati con meticolosità nel rispetto delle tecniche antiche, in un intervento che non è semplicemente una questione di tecnica o di materiali, ma una vera e propria operazione culturale che restituisce alla comunità un luogo in cui riconoscersi, permettendo alla cattedrale di continuare ad accompagnare la vita spirituale e culturale di Vittorio Veneto per molte generazioni a venire. Un aspetto fondamentale che ha permesso di realizzare il restauro della cattedrale è stato sicuramente anche il sostegno economico, reso possibile dal bonus facciate. Questo incentivo fiscale ha rappresentato sicuramente un'opportunità concreta per la parrocchia e la diocesi di avviare il restauro e di dare nuova vita alla cattedrale. Tuttavia, questo sostegno non sarebbe stato possibile senza la nostra realtà aziendale, Progetto Artepoli. Infatti il nostro atelier si è ritrovato purtroppo a dover sostenere direttamente l'intero investimento senza la possibilità di coinvolgere banche o istituti di credito, accettando un ritorno economico solo nel lungo termine con un piano di recupero delle spese che si estenderà per 10 anni. L'aver accettato di andare avanti nonostante questo è una dimostrazione della fiducia e della dedizione che ha Progetto Artepoli verso i propri clienti e verso la missione stessa dell'atelier. Ogni restauro è infatti un impegno che va ben oltre il contratto economico. È una responsabilità verso la comunità, verso l'opera e verso il patrimonio storico-artistico che rappresenta. Sostenere i costi in modo autonomo senza passare da intermediari finanziari certamente non è stato semplice per noi, ma è una prova della serietà e della dedizione con cui l'atelier affronta ogni progetto. Durante l'intervento ovviamente non sono mancati gli imprevisti come è normale che accade in un restauro di questa portata. Tuttavia siamo riusciti a gestire una sfida senza altro ricarichi di costi della parrocchia, così ha potuto beneficiare l'intervento completo senza sorprese. Il restauro è stato consegnato nei tempi prestabiliti, dimostrando ancora una volta la professionalità e la capacità di rispettare i propri impegni in modo serio e trasparente. Sostenere i costi e affrontare un imprevisto direttamente e tempestivamente riflette comunque la nostra filosofia. L'atelier si impegna a garantire non solo la qualità del risultato finale, ma anche un servizio che supporti le comunità locali e le istituzioni che scelgono di affidarsi a noi. Non si tratta solo di lavorare per restaurare un edificio, ma di costruire un rapporto di fiducia, di rispetto, di collaborazione che rafforzi il legame con il territorio e che renda possibile la realizzazione di progetti ambiziosi come quello della Cattedrale di Vittorio Veneto. Mantenere vivo il legame con il passato, proiettandolo però nel presente e verso il futuro. Restaurare, creare opere d'arte non è solo un esercizio tecnico, è un processo culturale che custodisce la memoria, trasmette valori e pone basi solide per il futuro, specialmente oggi, in un'epoca di rapidissimi cambiamenti. Viviamo in un periodo storico in cui l'intelligenza artificiale è ormai al centro del dibattito sulla creatività e sull'arte, ponendo nuove sfide e domande. In un contesto in cui le macchine stanno acquisendo un ruolo sempre più importante in ambito creativo, c'è il rischio di allontanarsi dalle radici della nostra identità artistica e culturale. Ed è proprio qui che si inserisce l'importanza di un atelier come il nostro, un luogo dove l'arte, l'artigianato, la tradizione continuano ad essere trasmessi da persona a persona, di generazione in generazione. Per concludere, ogni intervento e soprattutto questo intervento è molto più che una semplice operazione di restauro o di creazione. È un atto di fiducia, di responsabilità verso il patrimonio culturale. È un impegno a mantenere vivo ciò che ci rende umani, a far sì che le nuove generazioni possano apprendere e portare avanti un'arte che non ha soltanto valore economico, ma soprattutto culturale e spirituale.
Speriamo in questo messaggio arrivi non solo alle istituzioni, ma a tutta la comunità e soprattutto ai giovani. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, vi porto i saluti di tutto il nostro atelier, in particolare del dottor Paolo Poli, il figlio, che non è potuto essere qui oggi, ma che condivide la gioia di questa giornata. Grazie. Gratitudine a Arte Poli. Se non ricordo, ma anzi mi ricordo anzi bene, che a dare l'impulso iniziale a tutto il restauro è stato il fatto che il campanile crollava, vabbè, cioè quei pezzi che venivano giù pericolosamente, ma successivamente è stato l'esca che ci ha gettato proprio Arte Poli di dire: vorremmo fare qualcosa nella vostra cattedrale, per la vostra diocesi. Quindi siamo grati anche proprio di questo impulso che poi Arte Sacra ha ripreso e ha portato avanti insieme con la parrocchia. Gratitudine all'equipe che sta organizzando questi appuntamenti, guidata dalla professoressa Silvia Bevilacqua. Grazie a tutti i collaboratori, grazie a chi ha con tanta competenza seguito tutti questi lavori e ci ha mostrato ora il frutto e la bellezza. Grazie davvero, e a tutti voi che avete partecipato. L'appuntamento è domenica 24, se non sbaglio, sì, domenica 24, e in quell'occasione, sì, sono senza acciai, però tradimento questo, in quell'occasione si approfondirà di più la storia. Questa volta si parlava dell'edificio, la prossima volta più sulla storia, quindi ad esempio si partirà con i vescovi, ma anche che sono qui raffigurati, che si sono interfacciati con questa, hanno lavorato per questa chiesa, ma anche il contesto, quindi Don Paolo ci parlerà proprio del contesto diciamo legato alla vita della Chiesa, ma poi Pasquale Di Nunno, il professor Di Nunno, ci parlerà del contesto sociale in cui questa grande opera che abbiamo visto, cioè come hanno fatto a pensare un'opera così, qual era il contesto sociale che l'ha sostenuta, perché senza una comunità non c'è. Quindi il 24. Buonasera a tutti.